ciao putei. E nonno vi conta, assieme a Messimietta e al mio orsetto piccolo, che è qua in compagnia. A fiaba di ancuo si chiama L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila stava dando a caccia a un lievore. Poveretta e a bestia andava via, scappava di qua e di là, correva con le sue gambette agili e insomma l'aquila stava ormai per ciapparla. Se al manco trovassi un buso dove rifugiarmi, e pensava al lievore, e qua lingua fuori ormai per il gran correre che aveva fatto, le orecchie tutte dritte in alto a sentir il rombar dei ai dell'aquila che era sopra la sua testa. C'è il mio buco, le disse ora una volta un scarabeo, e ciò ciappava tanta compassione, ma sei piccolo, e non credo che te possa essere utile a te. Ciò il lievore si guarda intorno con aria piena di paura e in mancanza di altro ha cercato di intrufolarsi sul buso del scarabeo. Ma si entra appena con la punta del naso e tutto il resto del corpo si resta fuori. Il povero lievore alzerà gli occhi per non vedere l'aquila che piombava addosso. Ma il scarabeo, sebbene che gli era piccolo e anche impotente di fronte alla forza dell'aquila, agacciava coraggio e a quattro mani si intervenuto a difendere la sua amica lepre. La regina dei Osei gli ha detto: capisco benissimo che anche se te prego te puoi ciappare il lievore quando che ti vuoi, ma mi ti domando per piacere, sia viva sta povera bestia, non sta a me fare sto affronto. Oppure, se proprio non ti vuoi concedermi la grazia, ciappa anche a me, che così morirò assieme a mia amica la lepre. L'aquila, senza neanche degnarsi di rispondere una parola e anche a sta preghiera che ha fatto il povero scarabeo, con quel petto di ae, e ha stordito il povero insetto e lo ha mandato a rodoglioni sul sabbione. Dopo gli ha ciappato e a lepre e si è divorata sotto gli occhi del povero scarabeo. E ciò questo allora ha detto: qua bisogna che mi vendica. La crede forse l'aquila perché mi so piccolo che non abbia modo di fare anche a mia vendetta. Andrò messo il suo nido e butterò fuori tutti i uovi che ha fatto. Ecco come che vendicherò a morte della mia amica. E così ha fatto quel che ha detto. E si volò alto verso il nido dell'aquila, guardando dentro, ciò 5 bei uovi che era, pronti per venire fuori i piccoli aquilotti. Ma io, a uno, con tutte le sue forze, cioè i scarabei che hanno una forza molto, molto grossa nella testa e anche nei sate, e così gli ha spinto fuori a uno tutti i uovi del nido della mamma aquila. Questa, quando che è tornata e ha visto il nido vuoto, ha segato a sperare e solamente si andai fino alto, fino al cielo. Ciò, l'anno dopo, sempre mamma aquila, ha fatto altri 4 uovi e dopo stava in attesa a guardare. Ma scarabeo, che non gli aveva mica smentegato quello che aveva fatto, e aspettato anche io e a stagione quella buona. E un giorno che ha visto l'aquila che muoveva il nido per andare in cerca di qualche preda da mangiare, e si incanta di andare fino su, e a forza di testare e spinte, sempre servendosi dei satine davanti, e buttato fuori anche quei 4 uovi che si andai a sfacciarsi sulla roccia sottostante come quelli dell'anno prima. Stavolta il dolore di mamma aquila è stato terribile. Si è andata a volare tutta intorno per andare in cerca di chi che poteva essere stato.
e si era informato anche con che altri usei, rapaci, che erano suoi amici, a cercare dappertutto, ma nessuno si era mai accorto di niente. Ma chi o che ha potuto fare una roba del genere? Un insetto come scarabeo, nell'immensità del cielo, non sarebbe mai arrivato, a pensare l'aquila. E allora l'aquila si andava a lamentarsi da Giove, che gli era il suo protettore. Mi si sta distrutto un'altra volta il nido e non so come fare. Se faccio i uovi un'altra volta, sono sicura che chi che mi fa del male tornerà a rompere di nuovo tutto. Come sì che posso fare? Dove sì che posso trovare un rifugio? E Giove, anche che voleva bene a sta aquila, ha trovato una soluzione, che all'aquila che apparito molto bella e anche intelligente. L'anno prossimo gli ha detto, quando che verrà stagione di fare i uovi, tu fin qua da me nell'Olimpo e mette qua nel mio grembo, te vedrà che nessuno oserà arrivare fin da me per portarmi via o romperle. Grazie Padre dei dei e anche di uomini, che ha detto l'aquila. Grazie mio buon benefattore, e farò come che te dici te, proprio nessuno oserà fin qua su, nessun più che sicura. E infatti l'anno dopo, al momento giusto, l'aquila si è andata su da Giove e aveva messo in grembo 5 bei uovi. Dopo si volava via tranquillamente, ormai non aveva paura di niente. Ciao, ma il scarabeo, che gli era stato attento e volando intorno, aveva visto tutto quanto quell'armeggiar e non si era mica perso d'animo per questo, sapeva. E gli ha preparato una bella baita di sterco, più grossa che il capo desto, e ciappando a quelle sue santine, è andata fin sul trono di Giove. E questi gli era assentato pensando ai cavoli sui, quei uovi dell'aquila in grembo. Quando si arriva proprio sopra il trono, è scarabeo che ha a cascare, che ha cosa sporca sulla bianca veste del padre degli dei, Giove. E questi, per buttarla via di dosso, si salta e scatto imprecando. Naturalmente i uovi dell'aquila gli cascati tutti per terra e i segarotto tutti quanti. Nessun è tanto piccolo che non possa vendicarsi, ha detto allora il Dio all'aquila, quando che a dover dare la brutta notizia che anche stavolta i uovi gli erano dai rotti tutti. Guardate che se facciamo del male dobbiamo sempre aver paura di meritarsi il castigo, anche se quello che ne dà è anche un essere magari il più insignificante della terra. E l'aquila ha tenuto sempre a mente questa lezione, ma da quel giorno che ha imparato a non fare più uovi nella stagione, quando che vuoi i scarabei, ma quando che i scarabei non vuoi più. Ciao putei, alla prossima.